È arrivato in stazione a Lourdes questa mattina alle 8 il treno partito domenica dalla Spezia carico di ammalati, volontari e semplici pellegrini. Un viaggio che è frutto del lavoro delle 7 sottosezioni liguri dell'Unità Alsi. Una carrozza è stata attrezzata per trasportare i disabili allettati. Dopo la notte in treno, questa mattina i pellegrini hanno visitato Lourdes. Quest'anno si celebra un anniversario importante, i 160 anni dell'apparizione della Vergine a Bernadette. Il tema pastorale è qualsiasi cosa vi dico, fatela. Sono le ultime parole che riportano i Vangeli dette da Maria alle nozze di Cana, vuol dire proprio un totale abbandono e fiducia nel Signore, e Maria è sempre e sarà sempre il nostro tramite per arrivare a suo figlio Gesù, quindi dobbiamo imparare ad affidarci. Il pellegrinaggio è un'opportunità spesso unica per tanti anziani e ammalati che magari scelgono il viaggio a Lourdes quale unica uscita dell'anno, ma è anche motivo di condivisione della propria sofferenza. Che si scopre poi a stare a stretto contatto con loro durante il viaggio in treno, durante tutti questi 5 giorni condivisi a stretto contatto, e quindi nascono anche delle bellissime amicizie che durante tutto l'anno noi seguiamo, ci portiamo dietro e seguiamo anche gli amici malati. Numerosi i volontari in campo, quest'anno Unitalsi ha coinvolto tanti giovani. A Lourdes sono loro a portare quella nota di allegria in più che rende speciale questo pellegrinaggio. Per far sì che le persone inferme o malate si sentano amate da dei ragazzi giovani che hanno tanto da dare, tanti sorrisi da regalare a queste persone bisognose. Tutto quello che c'è dietro in sostanza è prendersi cura del prossimo. Che cosa vi aspettate da questo viaggio? E imparare comunque sia da chi può darci di più, nonostante magari sia mancante in qualcosa a livello fisico.